prezzo migliore. Maxi rissa tra giovanissimi mercoledì sera durante la festa patronale di Spinea, feriti 2 bengalesi, 4 aggressori identificati, tra questi un minorenne. Ancora 4 ore di paralisi nei collegamenti in laguna tra il centro storico e le isole. Questa mattina Venezia si è svegliata sotto scacco dalla Coltrebianca tra le 6 e le 10, proprio nell'orario di maggior afflusso. Spacciatore fermato dai finanzieri al parco della Bissuola, gli scaglia contro una bicicletta ma viene arrestato. La Regione può costituirsi parte civile nei processi contro i reati di associazione di stampo mafioso in Veneto, lo ha stabilito oggi la Corte Costituzionale. Il governo Gentiloni aveva impugnato su questo una legge regionale. Nel frattempo al Parco Albanese Don Ciotti ha parlato di mafia incontrando 150 studenti per la manifestazione Libera la natura. Nel giorno della festa della donna l'annuncio di un nuovo bando regionale per sostenere le aziende con maggioranza di quote rosa nel territorio. Andrà all'attrice inglese Julie Andrews il prossimo Leone d'Oro alla carriera, alla Mostra del Cinema di Venezia, da Mary Poppins a Victor Victoria, una carriera sul filo del canto e della commedia. Buonasera, ben ritrovati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Partiamo, lo avete sentito, dalla maxi rissa che si è verificata la sera di mercoledì durante la festa patronale a Spinea. Sono rimasti feriti 2 cittadini bengalesi, tra gli aggressori c'è addirittura un minorenne. Il primo servizio. Per uno sguardo di troppo, mercoledì sera 2 fazioni sono state protagoniste di una maxi rissa a Spinea. Nel bel mezzo della festa patronale qui in piazza Spinea, all'improvviso 2 fazioni hanno iniziato a picchiarsi, ad avere la peggio 2 ragazzi del Bangladesh. I 2 sono rimasti a terra e soccorsi dal 118 per traumi e fratture guaribili in circa 10 giorni. Dopo gli interrogatori e le indagini, i carabinieri di Spinea hanno denunciato gli aggressori, 4 in tutto, tra cui un minorenne, per lesioni personali e violenza privata in concorso. I militari erano intervenuti per placare gli animi e mettere fine alla rissa tra i contendenti, tra lo sgomento dei presenti che si stavano godendo la festa. Penso che purtroppo questo sia lo specchio a livello sociale di un profondo disagio, non solo a livello di paese, ma che rispecchi anche c'è un problema a livello nazionale e quindi un malessere di fondo. I 2 bengalesi aggrediti non hanno facilitato le indagini dei carabinieri, forse sotto shock faticavano a parlare per paura di qualche ritorsione. Nonostante questo, i militari hanno continuato a indagare nell'ambito di eventuali ruggini tra i 2 gruppi di giovani, di estrazione sociale diversa. Da una parte 3 autoctoni, anche se uno di origine senegalese, dall'altra i bengalesi, fino a scoprire che tutto era partito da uno sguardo di troppo. E uno spacciatore invece è stato fermato dai finanzieri al parco della Bissuola, gli ha scagliato contro una bicicletta ma è stato comunque arrestato. Durante un servizio di controllo volto a contrastare lo spaccio di stupefacenti al Parco Bissuola, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno arrestato un cittadino senegalese irregolare sul territorio con 77 grammi di marijuana suddivisa in 18 dosi. Che alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi immediatamente con la propria bicicletta. Una volta avvicinati i militari, il soggetto senegalese ha scagliato la bicicletta contro l'autovettura della Guardia di Finanza e ha cercato di scappare a piedi. I militari hanno rincorso immediatamente il soggetto e questo, una volta fermato, ha cercato di vincolarsi con calci e spintoni nei confronti dei militari che successivamente sono immediatamente riusciti a bloccarlo e a manettare. Mentre lui si ribellava, un finanziere ha riportato un ematoma alla gamba. Una pattuglia della squadra cinofili delle Fiamme Gialle ha notato che il senegalese aveva tentato di liberarsi dello stupefacente. Alla vista dei militari ha cercato nuovamente di lanciare 3 sacchettini di plastica con all'interno la sostanza stupefacente, ma grazie anche all'ausilio delle unità cinofili i militari sono riusciti a individuare la sostanza stupefacente. Infatti sono riusciti a sequestrare circa 77 grammi di marijuana suddivisa in 18 dosi.
Arrestato e giudicato per direttissima, il senegalese ha patteggiato 2 anni di reclusione sostituiti da 10 anni di espulsione dal territorio nazionale, con custodia cautelare in carcere in attesa della concreta esecuzione di quest'ultimo provvedimento. ACTV risponde alle critiche del suo piano nebbia. Oggi per 4 ore c'è stata una paralisi dei servizi. Ancora 4 ore di paralisi nei collegamenti in laguna tra il centro storico e le isole. Questa mattina Venezia si è svegliata sotto scacco dalla Coltrebianca tra le 6 e le 10, proprio nell'orario di maggior afflusso. È sotto accusa da parte dei pendolari, è finito il piano nebbia che regolamenta il trasporto pubblico locale in caso di visibilità ridotta. Il direttore della navigazione ACTV, Gianluca Cuzzolin, para le critiche e spiega come si articola il piano. Il piano nebbia attualmente in vigore è concordato con capitaneria di porto, amministrazione e organizzazioni sindacali al fine di assicurare un servizio nel rispetto delle normative in vigore e della totale sicurezza del trasporto di passeggeri. Prevede 3 livelli di frazionamenti in funzione della visibilità che viene rilevata da un sistema elettronico basato su alcuni punti di rilevazione. Tra le contestazioni degli utenti anche la tecnologia adottata da ACTV, ma spiega ancora il direttore della navigazione. Tutta la nostra flotta è dotata di radar fluviale adeguato al tipo di navigazione lagunare che dobbiamo affrontare. Tutti i nostri preposti hanno conseguito il brevetto per la navigazione con il radar, condizione indispensabile per ottenere l'abilitazione a diventare preposto al comando delle nostre unità. Attualmente, per quanto riguarda la linea di navi traghetto, stiamo verificando con i fornitori la dotazione di un radar con supporto cartografico al fine di migliorare ulteriormente la leggibilità del sistema elettronico. Tra le 6 e le 10 di questa mattina i disagi maggiori per la popolazione con frazionamenti delle linee e deviazioni lungo il Canal Grande. Diffusi nel territorio lagunare al fine di monitorare la visibilità in tutto l'ambito del nostro servizio. I servizi garantiscono il collegamento della mobilità delle persone, soprattutto dalle isole al centro storico. Abbiamo poi il tempo minimo indispensabile per ripristinare i servizi a parità di risorse. Intorno alle 10 il sole ha fatto capolino sulla nebbia e Venezia, nel suo fragile sistema di trasporti, ha potuto lentamente tornare alla sua vita normale. Cambiamo tema, la Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali nei quali si tratta dei reati di associazione di stampo mafioso commessi nel Veneto, lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza pubblicata proprio oggi che ha ritenuto infondata la questione di legittimità sollevata l'anno scorso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Intanto dal Parco di Mestre, dal Parco Albanese, la prima tappa di Libera la Natura con Don Luigi Ciotti e 150 studenti. Andiamo a vedere. 8 marzo, la giornata dedicata alle donne, ed è al Parco della Bissuola che parte la prima tappa di Libera la Natura, iniziativa giunta alla 9ª edizione promossa dall'Arma dei Carabinieri Forestali e Libera. Oggi con la staffetta vogliamo ricordare tutte le vittime, tutte le donne e qui in particolare le vittime della violenza criminale mafiosa. Tante donne, mamme, figlie che sono state uccise. Una memoria viva, una memoria che deve tradursi sempre in responsabilità e in impegno. Non è un evento, non è una giornata, ma deve essere una responsabilità e un impegno 365 giorni all'anno. All'evento, uno dei passi verso la 24esima giornata della memoria in ricordo delle vittime delle mafie il 21 marzo, hanno preso parte 150 studenti delle scuole del territorio. Presente anche la campionessa di salto in alto, Elena Vallortigara. Io rappresento lo sport, oggi qui l'atletica in particolare, il salto in alto è la mia disciplina, ma credo che lo sport in generale sia davvero una grande scuola di vita e
oggi si è parlato molto di responsabilità, di cultura, di conoscenza, proprio di prendersi la responsabilità, perché ognuno di noi, anche i ragazzi che sono giovanissimi, però è importante capiscano che ogni azione comporta una conseguenza e ognuno ha la propria parte nel mondo. Lo sport credo proprio insegni questo. L'evento è stata anche l'occasione per parlare delle infiltrazioni mafiose a distanza di qualche settimana dal blitz che ha visto anche l'arresto del sindaco di Eraclea. Io ancora una volta mi stupisco di chi si stupisce della presenza di giochi criminali e mafiosi in questa regione, che tra l'altro è anche la mia regione. Io sono veneto, sono orgoglioso di essere veneto. Questo non toglie il dovere di far emergere le cose belle e positive che ci sono, ma anche le fragilità. Oggi le mafie veramente emerge a livello nazionale, c'è un progressivo allargamento su tutti i territori dove annusano che possono fare affari. E oggi soprattutto si parla più dell'area grigia, questa commistione tra legale e illegale. Abbiamo sentito accennare alla festa delle donne, allora c'è un'altra buona notizia, un nuovo bando regionale per sostenere le aziende con maggioranza di quote rosa nel nostro territorio. L'attenzione al mondo femminile deve essere costante, non solo un giorno all'anno. La Giunta regionale del Veneto è passata dalle parole ai fatti, approvando nella seduta di oggi, proprio nel giorno dell'8 marzo dedicato alla festa della donna, un bando per promuovere l'eccellenza in rosa nel fare impresa. L'assessore allo sviluppo economico regionale Roberto Marcato lo spiega così. Sono convinto che, per carità, tutto servono i convegni, servono i congressi, servono le manifestazioni di piazza, servono le istruzioni appesi ai comuni, serve tutto, però il rischio è, come dicono tutti quelli che fanno i convegni, l'8 marzo non deve essere oggi ma deve essere tutto l'anno. Allora, se davvero crediamo in questo, noi dobbiamo dare una mano alle nostre donne per ridurre il più possibile il gap che ancora esiste fra le donne e i maschi, perché è del tutto evidente che c'è ancora. Marcato ha anche le idee ben chiare sulle difficoltà delle donne nel fare impresa e su quali siano le cause. Credo che sia un problema culturale, questo è un mondo ancora a trazione maschile, anche culturalmente. Abbiamo fatto passi da gigante, siamo un paese sicuramente più civile rispetto a qualche anno fa, ma un po' di strada dobbiamo ancora fare. La Giunta regionale del Veneto ha stanziato 3 milioni di euro a fondo perduto per finanziare progetti di sviluppo da assegnare ad aziende che per il 51% abbiano nel loro organigramma le quote rosa. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 10 aprile alle ore 18 del 18 aprile. Al primo bando noi abbiamo dovuto, e ne sono felice, anche se poi qualche mio collega, soprattutto quelli del bilancio, mi hanno tirato le orecchie, ma nel primo bando abbiamo dovuto trovare ulteriori risorse per dare risposte a tutte le richieste che erano arrivate, quindi bilancio assolutamente positivo. Si tratta del secondo bando con questo obiettivo. Il primo, lo scorso anno, ha già avuto risultati molto soddisfacenti. Abbiamo voluto fare un bando dedicato alle nostre grandi imprenditrici venete e un bando per aiutarle a fare impresa. È un bando che prevede finanziamenti a fondo perduto per le nostre imprenditrici venete, ed è un bando che prevede contributi che vanno da 30.000 a 170.000 euro, quindi sono cifre importanti dedicate alle nostre donne imprenditrici. E domanda ricorrente ogni anno è se abbia ancora senso in quest'epoca festeggiare l'8 marzo. A Mestre lo abbiamo chiesto sia agli uomini che alle donne. L'8 marzo voi lo festeggiate? No. Lei non ci tiene? No. Perché? Perché ormai la considero una festa sorpassata. Da quanto? Solo un giorno che si festeggia la donna. Lei la festeggia tutti i giorni? Tutti i giorni. Da quanti anni? 52. Quasi tre. Io non la festeggio. Perché? Quest'anno è così, non lo so. Ma gli altri anni sì però? Sì. E come la festeggia? Come la festeggia? Con le mie amiche in giro. Lei la festeggia la sua moglie per la festa della donna? Nel modo più assoluto. Cosa fa? I fiori soliti e naturalmente andiamo a mangiare fuori, tante quelle cosine. Secondo me festa della donna dovrebbe essere tutto l'anno, non solo 8 maggio. E poi qualcuno se vuole festeggiare si festeggia qualsiasi giorno dell'anno.
Questa è la mia opinione. Io sono sposato, ho 2 figlie, non l'ho mai festeggiata perché non ha senso. Cioè, la donna deve essere al centro sempre, tutti i giorni, non soltanto l'8 marzo e dopo fregarsene, no? Più che festeggiarla sarebbe, dopo quello che è successo, comunque sarebbe più pensare a queste donne povere che sono morte e dire una preghiera più che festeggiare la festa della donna. Lei dice quindi ricordare il motivo storico per cui si ricorda questo giorno. Esatto, non vedo tutti questi festeggiamenti. La vedo più come una festa di marketing, di business. La donna può essere festeggiata anche gli altri 364 giorni. La festa della donna deve essere tutto l'anno. Come la festeggia tutto l'anno? Cercando di rispettare mia moglie e mia figlia. E tutti i giorni. Poi dopo la festa della donna c'è anche la festa dell'uomo, insomma manca quella dei bambini, quella no, sono feste che secondo me non hanno più senso nel nostro tempo. Questo dunque è il parere dei cittadini di Mestre, noi ci fermiamo per qualche istante, rimanete naturalmente con noi. Eccoci ritornati in diretta con il telegiornale di Antenna 3 Venezia. Parliamo ora di treni, 78 nuovi treni e importanti novità per chi viaggia con questo mezzo in Veneto. Sono state presentate a Palazzo Balbi. Il Veneto è la prima regione d'Italia che a partire da domani inaugurerà la tariffa dinamica sui treni regionali nella tratta Vicenza-Schio. Dalle ore 9.01 alle 16.59 e tra le 20.01 e le 5.59 si potrà viaggiare su questa tratta spendendo la metà. Hanno dunque buoni motivi per essere soddisfatti l'assessore regionale alle infrastrutture Elisa De Berti e Maria Giacona, direttrice della divisione regionale di Treni Italia. Si tratta sostanzialmente di una tariffa economica nelle fasce di morbida, questo per stimolare la domanda e quindi l'uso maggiore del treno. La tratta vicentina era quella ideale per avviare la sperimentazione. I comuni di questa tratta sono sempre stati molto sensibili e perché poi sostanzialmente abbiamo visto che l'infrastruttura stradale è abbastanza satura, per cui volevamo promuovere il treno pure in per questo caso. Da ultimo la direttrice liquida così in poche battute la polemica per le caramelle regalate alle donne da Trenitalia. Il gruppo FS è sempre stato molto attento al mondo femminile, promuoviamo addirittura dei progetti nelle scuole con gli enti di formazione per fare in modo che le donne possano amare il mondo prettamente tecnico delle ferrovie. Dal canto suo, l'assessore regionale De Berti lancia lo sguardo sugli importanti investimenti in arrivo. 78 nuovi treni entro il 2023, i primi 2 in funzione già alla fine di quest'anno ed un consistente ammodernamento di tutta la rete infrastrutturale. Per quanto riguarda Trenitalia Regione Veneto abbiamo sottoscritto l'11 febbraio del 2018 il nuovo contratto con Trenitalia che scadrà nel 2032, che prevede sostanzialmente il rinnovo completo del materiale rotabile della Regione. Dal 2020 al 2023 arriveranno 78 treni nuovi, ci sarà una rivoluzione anche per quanto riguarda il comfort del viaggio dei pendolari all'interno della Regione Veneto. Invece sul fronte infrastruttura con RFI abbiamo chiesto non solo l'elettrificazione dell'anello basso del Bellunese, ma anche l'elettrificazione della Vicenza Schio e l'elettrificazione di un pezzo della Rovigo-Verona da Ciarea ad Isola della Scale. E ora andiamo insieme a sentire cosa ci riserverà il tempo nel fine settimana, lo scopriamo con le previsioni del generale Giancarlo Iannicelli. Insiste ancora sulle nostre zone un anticiclone anche in forza che sta garantendo un anticipo di primavera avanzata. È un anticiclone però che nelle prossime ore si indebolirà sulle Alpi, quindi sui rilievi, e garantirà ancora una certa stabilità in pianura. Ecco, questo caratterizzerà il fine settimana, quindi avremo della nuvolosità abbondante sui rilievi, non escluso qualche precipitazione addirittura nevosa oltre 2000 metri, ma sulla zona del veneziano, zona di pianura e di mare, avremo una nuvolosità irregolare inizialmente, soprattutto sulle zone interne, formazione di foschie anche estese e banchi di nebbia, quindi che ridurranno notevolmente la visibilità. Poi il sole riuscirà a vincere, quindi a dissolvere in buona parte la nebbia già nella tarda mattinata.
Poi potremo avere solo, ripeto, qualche effetto nuvoloso dovuto anche alla stagione primaverile, a marzo, che come sapete ci riserva sempre un tipo di tempo molto variabile. Non sono previsti comunque in pianura effetti collegati, ecco, alle nubi. Per quanto riguarda i venti sono deboli con qualche rinforzo occidentali, le temperature sono al di sopra della norma, valori minimi intorno ai 6-7 gradi, valori massimi che vanno dai 14-15 gradi fino addirittura ai 18 gradi. Per finire l'Alto Adriatico si prevede, ecco, quasi calmo, poco mosso, e una tendenza lentamente e localmente ad essere mosso. È tutto. Il Leone d'Oro alla carriera della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, prevista dal 28 agosto al 7 settembre, sarà consegnato all'attrice inglese Julie Andrews, protagonista tra i suoi numerosi successi di classici quali Mary Poppins, Tutti insieme appassionatamente e Victor Victoria. La decisione è stata presa dal CDA della Biennale, presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto proprio la proposta del direttore Barbera. Julie Andrews, nell'accettare la proposta, si è detta molto onorata di essere stata scelta per il Leone d'Oro alla carriera, riconoscendo alla Mostra del Cinema di Venezia l'essere uno dei festival internazionali più stimati, e ha ringraziato naturalmente dando appuntamento a settembre per questa occasione, dice, in Laguna così speciale. Cresce di ora in ora la vostra solidarietà per il piccolo Giovanni, il bimbo di Piazzola sul Brenta, bisognoso di un significativo intervento anche dal punto di vista economico. Sentiamo tutti gli aggiornamenti. 175.000 euro, passano i giorni e la cifra per raggiungere quei 400.000 euro necessari per l'operazione cui deve essere sottoposto il piccolo Gio cresce di ora in ora. Un segno enorme della vostra sensibilità, cari telespettatori, che avete accolto l'accorato appello di Erika, la mamma del nostro bimbo affetto da una gravissima malformazione alla gamba, e state rispondendo con una generosità inaspettata. Intanto la campagna che il gruppo Media Nord-Est, con tutte le sue emittenti, sta sostenendo per raccogliere fondi per l'operazione, che può essere fatta solo in Florida, in uno dei pochissimi centri al mondo specializzati per far sì che Joe possa correre e giocare come i suoi coetanei, e anche sui nostri siti internet. Noi vi mostriamo come sempre gli estremi per un versamento. L'Iban, lo state vedendo, intestato a Erika Molinarolo con causale Diamo il meglio a Giovanni, e per tutti, lo ricordiamo ancora una volta, la possibilità di consultare la finestra dedicata alla campagna per Joe presente nei nostri siti. Weekend speciale per la programmazione di Antenna 3, sabato sera alle 21:15 proporremo per intero la sfida che è valsa la vittoria della Coppa Italia al Treviso Basket, poi a grande richiesta è considerato anche il successo della diretta di Antenna 3 da Conegliano. Domenica sera alle 21:15 trasmetteremo nuovamente la sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Marca. Questa sera 20:10, 8 marzo di festa o di lotta, ne parleremo in studio con Angela Colmellere della Lega e Rossella Cendron del Partito Democratico. A me non rimane che salutarvi e lasciarvi alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione rimane ben salda sul nostro paese, il weekend si aprirà dunque all'insegna del bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, il cielo infatti si presenterà poco nuvoloso, tuttavia non si esclude qualche foschia mattutina sulle pianure, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra 14 e 17 gradi circa. Tempo stabile anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque salvo per locali riduzioni della visibilità sui settori costieri durante la mattinata. Il cielo invece sarà al massimo poco nuvoloso altrove. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 13 e 15 gradi circa. Nessuna novità sul Trentino Alto Adige, anche qui infatti sarà uno splendido sabato caratterizzato dal sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà al massimo con qualche nube sparsa. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime comprese invece tra 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.